Vite in Campo Tour, organizzato da Condifesa Treviso, Vicenza e Belluno e da Edizioni L'Informatore Agrario, è una giornata che si compone di due parti fondamentali: delle visite guidate in campo e un convegno. Una delle domande che ci poniamo durante il convegno è come la vite possa reagire ad un evento grandinigeno, soprattutto nell'anno successivo alla grandinata. Quindi qual è la risposta fisiologica della vite? Per questo abbiamo chiamato un relatore molto importante, Tommaso Frioni, un ricercatore dell'Università Cattolica di Piacenza, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, a cui lascio la parola. Grazie Tommaso. Grazie a voi. Purtroppo questo è uno scenario che con il cambiamento climatico sta affliggendo la viticoltura in maniera sempre più frequente. Il problema principale è che ci sono almeno due fattori che incidono sugli effetti di una grandinata in vigneto. Il primo innanzitutto è l'epoca in cui si verifica la grandinata, il secondo è l'intensità. L'interazione tra questi due fattori determina i danni che l'evento grandinigeno porta al vigneto. In particolare, nei casi più gravi, oltre a problemi diretti nell'annata stessa, abbiamo dei problemi appunto a trovare i capiafrutto, gli strumenti, i punti di rinnovo per rinnovare la forma d'allevamento. Ora, ai due fattori c'è un terzo che si intreccia, che è quello che possiamo fare noi, quello che può fare il viticoltore. E direi che qui oggi c'è un bellissimo laboratorio, nel senso che è uno dei pochi momenti in cui vediamo differenti tecniche applicate a un vigneto che ha subito una forte grandinata. Perché come vediamo benissimo in questa porzione, in relazione a quello che noi facciamo, a quello che noi vogliamo fare, la vite risponde in maniera differente e applicando delle tecniche di potatura sia verde che invernale differenti possiamo avere degli effetti sostanzialmente differenti nell'annata successiva. Ad esempio qui vediamo dei tralci che sono stati severamente danneggiati a fianco a dei tralci che si sono sviluppati in maniera successiva e che quando si sono sviluppati in maniera adeguata permettono di rinnovare il tralcio con un minor numero di gemme cieche ad esempio e un maggior numero potenzialmente di infiorescenze, lo vedremo in primavera.